diciamo, finiscono le comunicazioni perché non possiamo accavallarci. Al centro non si può mai. 5-6 da Udine Torino 6. Udine Torino 6. Quindi avete premuto e può parlare. Ecco, buonasera, sono il Vescovo Matteo e volevo fare gli auguri di Natale a tutti quanti voi che siete, che ci aiutate, che ci garantite la sicurezza anche in questa e in tutte quante le notti e tutti quanti i giorni, quindi un grande ringraziamento oltre agli auguri, anche perché alcuni di voi hanno un po' di pezzi della loro vita un po' distanti, un po' lontani, quindi il Natale senza stare vicino ai propri cari è qualche volta un po' ancora più faticoso, quindi anche un ricordo a loro e che sia un Natale di luce in queste tante difficoltà, che sia davvero un Natale di luce che ci aiuti a superare, a vedere anche nelle difficoltà più grandi la presenza dell'amore di Dio, e questo ci dà una grande consolazione, una grande forza. Auguri, buon Natale e buon Natale anche ai vostri cari. A presto, auguri e buon lavoro e grazie di tutto quello che fate. Adesso arriveranno le risposte. Grazie da parte di tutti gli altri deputati sul territorio, auguri anche a lei. Grazie. Grazie. E questo è fatto. È fatta, grazie. Grazie. Primo esame passato.